È il maestro delle olive. Facciamo fotografia, adesso quella più chiara. Ah, cioè, e quando la mettiamo in mostra? La mostra quando volendo qualcuno. Allora praticamente se ne parla fra una vita. Ma siamo in Serie C, che serie siamo? Ma non so se ne preoccupi. C'è qualcuno con me che ne pensa a te. Adesso entrano 10 euro. Certo. Non c'entra poco. Avete detto la Auguri! avevo solamente l'ultimo due. Ciao Matteo! Ecco 6 euro, grazie. Grazie a lei sempre. Comunque buone sono queste lì. Per questo vengo da lei. Una buona giornata. Buongiorno. Quello di questo, è un po' di quello là. Olive di lusso. Quella, quale piacere vederla! Buongiorno, ho cambiato mestiere, ora vendo olive. Tutte 5 euro. Ma no, lei le sa, allora chissà che olive sono. E allora se vende olive, il maestro, il Il maestro. maestro americano. Maestro, queste come si chiamano? Glielo dica, le prime. Queste. Io gli posso fare vedere solo l'assaggio. Sapete come si chiama? Come si mangia? Solo l'assaggio. Olive greche. Grecchie, queste invece. Queste qua è Questa si chiama uova di piccione. uova Questa è vetrano. è enorme. Vedi, quando non sapete le cose, è un maestro delle olive. Quando si parla? E aspettavo ormai. Tu dici a maggio? Speriamo. Ormai fai più, c'è Non mi risponda. Andiamo tutta la città, tutta accoglienza. Se tutto va bene siamo rovinati. C'è una kid a piccione su enorme. Questa si chiama uova di piccione. Ma sono enormi. Buona giornata. Buona giornata. Questi senza sale, questi Questa è oliva a fiore. a fiore. Questa è oliva calabrese. Questa è nocellata di Castelvetrano. Questa è sempre uova di piccione di Castelvetrano. Si chiama Opittusillo, Ho visto quello come ragazzo. americano. Venite a Ballarò e comprate le olive qua. Ok.